Presidente, siamo in uno dei punti cruciali del cantiere del terzo lotto e la terza corsia. Un momento davvero importante, abbiamo assistito alla posa dei cosiddetti conci, cioè del ponte sul tagliamento, ed è veramente entusiasmante. Il colpo d'occhio è incredibile perché davvero per oltre 1 chilometro si vedono soltanto gru, il cantiere è assolutamente in attività, è estremamente operativo e la buona notizia che oggi ci hanno dato le imprese è che, salvo imprevisti, dovrebbe finire il cantiere anche prima di quella che era la data di termine dei lavori. Quali sono le novità che riguardano invece la costituzione della nuova Newco e l'eventuale partecipazione di ANAS? La Newco nasce sia con che senza ANAS, perché comunque c'è una totale condivisione da parte delle due regioni e da parte del Ministero. Cambia in qualche modo la strategia, perché con ANAS è chiaro che ci spingiamo anche oltre quelli che sono i confini della nostra concessione. E quindi, ambiziosamente, quest'opera che adesso completiamo diventa un pezzo di un asse probabilmente più grande e più importante. Certo. Dall'altra, mantenendo però ovviamente governance in Friuli Venezia Giulia e la regione dentro gli spazi della governance della nuova società. Dall'altra, qualora non vi fosse ANAS, nulla questio, nel senso che siamo già due regioni più la concessionaria che evidentemente andremo avanti per la realizzazione dell'opera. Presidente Castagna, ci sono delle novità anche per quanto riguarda la tempistica del secondo lotto? Sì, sicuramente possiamo dire che il secondo lotto andrà quasi certamente in continuità con i lavori del terzo lotto e del primo stralcio del secondo lotto, vale a dire che da Portogruaro a San Donà i lavori potranno iniziare a partire dal 2020, cioè quando saranno completati i lavori tra Portogruaro e Palmanova.